Siamo con Roberto Fasoli che in queste settimane sta seguendo da vicino, in qualità di relatore di minoranza, il provvedimento che riguarda il piano regionale delle attività di cava. Un settore molto delicato e nel quale ci si attendono importanti novità, visto che da 30 anni questo provvedimento attende una riforma vera e propria. La legge che noi stiamo modificando è la legge 44 del 1982. Il piano regionale delle attività di cava PRAC non è mai stato approvato dal Consiglio. Quindi noi siamo di fronte ad una norma molto importante che dovrà riordinare tutte le attività estrattive, per capirci sabbia, ghiaia, pietre, in tutta la regione, definendo le quantità, le modalità, le località e le regole. Ovviamente è tutto cambiato, la sensibilità ambientale è cresciuta, il territorio va salvaguardato, si possono fare grandi risparmi usando materiale che è stato già riciclato. La legge dovrà prevedere tutto questo, ma soprattutto entro pochi mesi e comunque dentro questa legislatura, se si fa la legge si deve fare anche il PRAC. Non può succedere quello che è successo la volta scorsa, che fatta la legge per oltre 30 anni si è andata avanti in un regime di incertezza, lasciando completamente privi di indicazioni i territori e creando delle devastazioni che noi oggi dobbiamo recuperare.